Ci troviamo di fronte alla cappellina di San Giuseppe cosiddetto in campagna, o magari a Roma Bellizzuna, o San Giuseppe delle Vaiane, come scriveva il cavaliere Giovanni Cassenti in una sua poesia. Come è risaputo, la seconda domenica di maggio, per antica tradizione, viene celebrata la sua festa, che trae origine da una storia che oramai è diventata leggenda e che Arturo Petix, storico locale, ha trascritto in un suo libro. Prima di raccontare la leggenda mi si è permesso di invocare il patriarca San Giuseppe che al più presto ci liberi da questa pandemia. E vediamo ora la leggenda cosiddetta di San Giuseppe in campagna. Tutte le volte che Luzi Peppe Benedizione era passato dall'incrocio della tarazziera per Campofranco con quella detta del Volparello, mai aveva notato o udito qualcosa di strano. Quell'incrocio era soltanto il punto che ogni mattina, quando andava a lavoro da quelle parti, gli apriva l'animo e gli infondeva nuova lena. Di là lo sguardo di un tratto si spingeva fino alle Madonie, dette da noi montagne di Polizi, e a Mongibello, sempre incappucciato di neve, con un pennacchio di fumo che si elevava al cielo. E poi a destra il monte di Castelluzzo e a sinistra la grande mola di Cammarata. E qui a due passi Sutera, e con a destra la Uglia di San Marco, che pareva chiudere il cielo. Spesso incontrava quegli altri contadini che dalle robe andavano a lavorare da quelle parti. Portavano sempre una qualche novità delle varie robe e che a volte facevano piacere, altre volte ricordavano dei doveri sociali. Quella mattina Luzi Peppe, però, aveva avuto veramente paura. Era partito un po' presto, data l'urgenza dei lavori nella campagna, ma quando fu al centro dell'incrocio, il mulo ebbe un sussulto, come se di un tratto un altro fosse saltato in groppa, mentre lui si sentì stringersi la vita da due braccia possenti, da mozzargli il fiato. Ma mio Dio, che cos'era? Cercò di regolarsi, di reagire, ma era come se il suo corpo non obbedisse più alla sua volontà, mentre il mulo, lasciato a se stesso, proseguiva a zig-zag per la strada. Quando però il mulo fu alla roba del vallone bianco, a un tratto la morsa si allentò. Lui si sentì libero e il mulo prese la sua normale andatura. Si voltò istintivamente dietro, ma non c'era nessuno. Il mulo ebbe uno sbuffo violento, come se si fosse liberato da un grosso peso. Era come se nulla fosse accaduto. Eppure Luzi Peppe qualcosa era successo. Ma cosa? Durante il giorno non pensò che all'accaduto, a rimuginare la sua strana avventura della mattinata e facendosi il segno della croce come per scacciare il demonio. Poi concluse che era meglio non pensarci, fare conto che nulla fosse accaduto e che forse era stata una sua impressione dovuta al momento di dormiveglia possibile sull'andatura dondolante del mulo. Ed era anche meglio non parlarne a nessuno, se non voleva diventare lo zimbello della gente, lui che era ritenuto la persona più autorevole del villaggio. Vi immaginava, diceva tra sé e sé, se la gente cominciasse a pensare che Luzi Peppe Benedizione era diventato un visionario. E di fatto non ne parlò con nessuno la sera, neanche con la moglie. I vicini della roba erano venuti come al solito in casa dopo la cena per il Santo Rosario. Si chiacchierò del più e del meno e poi ognuno tornò a casa sua. Ne parlò con la moglie però quando furono soli
Ma la moglie fece una risatina sul racconto e concluse che realmente si era addormentato a cavallo, forse da quando era uscito da casa per andare al lavoro. Il domani mattina lo zio Peppe si alzò presto come al solito, sellò il mulo, si caricò gli arnesi da lavoro e riprese la via per Vallone Bianco. Quando fu all'incrocio delle traziere, guardò a destra e a manca, come per accertarsi che non ci fosse nessuno, e segnandosi di croce proseguì per la strada. Ma appena fu al centro dell'incrocio, il mulo sbuffò di nuovo, mentre le braccia possenti gli serravano la vita. Era come se la lingua si fosse inchiodata al palato e dalla sua bocca spalancata usciva un respiro affannato. Nella strada non si vedeva anima viva. Appena il mulo raggiunse le case di Vallone Bianco, riprese la normale andatura e tutto tornò come prima. Questa volta però non raccontò niente a nessuno, neanche alla moglie. L'indomani mattina si attardò un poco a sellare il mulo, poi riprese lentamente la strada in attesa di qualche compagno che seguisse la stessa strada. Si unì quindi a un gruppo di un lontano villaggio e con loro proseguì fino all'incrocio. Ma qui i suoi compagni di viaggio salutarono cortesemente, augurando una buona giornata, e proseguirono verso le chiare della Madonna. Attese un poco nella speranza che arrivasse qualcuno che faceva la sua stessa strada, ma poi spronò il mulo e proseguì da solo. Appena fu al centro dell'incrocio, si ripeté la stessa scena dei giorni precedenti. Preso dallo scoramento, rivolse il pensiero a San Giuseppe, di cui era devoto. «Oh San Giuseppe, aiutatemi!» Ebbe appena formulato quel pensiero, si sentì del tutto libero e il mulo riprese la sua andatura. Durante il giorno non fece che pensare a San Giuseppe, che difendeva con il suo bastone i suoi devoti, come in una canzone che spesso si cantava per la difesa dell'onore di una ragazza. Fu così che decise di costruire a sua spese una cappella al santo all'incrocio tra le due strade, se mai più avesse avuto quella terribile avventura. E non la ebbe davvero. Lo zio Peppe mantenne la promessa. All'angolo ovest dell'incrocio sorse la cappella di San Giuseppe e una domenica venne un prete da Sutela a celebrare la messa e a benedire la cappella. Fu grande festa e si ebbe un gran concorso di gente da tutte le parti dell'Europa. Ed allora, nella seconda domenica di maggio ogni anno, venne celebrata la festa di San Giuseppe in Campania. Quando lui rese la sua anima a Dio, la festa fu continuata dai suoi figli e poi dai suoi nipoti. E così è sempre da allora.